immaginare il Teatro Comunale di Treviso proprio in un palcoscenico nazionale e messo e affiancato a tutti i migliori teatri d'Italia, credo che debba essere motivo di grande orgoglio per i trevigiani e per tutti coloro che verranno a produrre cultura a Treviso, quindi io sono assolutamente soddisfatto. Il sindaco Conte promuove il piano industriale del Teatro Comunale Mario del Monaco, presentato all'amministrazione di Cassugana dallo Stabile del Veneto. Treviso entrerebbe come socio nel circuito regionale, contando anche su un proprio rappresentante nel Consiglio d'amministrazione, andando incontro a costi superiori a quelli sostenuti dal Comune con la gestione di fondazione, 180.000 euro a cui si sommavano circa 250.000 di contributo regionale. Oggi ci viene chiesta un contributo per aderire come soci ordinari al Teatro Stabile, lo stiamo quantificando con il Presidente Beltotto, faremo un ragionamento anche con la Regione Veneto e dopo, una volta che le cifre saranno definite, noi entreremo ufficialmente nel Teatro Stabile. Spendere di più per avere però più eventi, dice Conte, e soprattutto salvare una realtà importante e i suoi dipendenti. Io non voglio parlare di costi del teatro, ma di investimenti della cultura che devono obbligatoriamente passare per un teatro che è vivo, che sforna cultura e che cresce soprattutto in ambito nazionale, perché ricordo che aderendo al Teatro Stabile del Veneto il Teatro Comunale entra in un circuito regionale ma soprattutto in un circuito nazionale di altissimo livello, quindi se sarà da mettere mano al portafoglio noi lo faremo. Non sono certamente questi i costi che ci spaventano, perché come dicevo prima qualcuno li reputa costi, noi crediamo che siano degli investimenti fondamentali per la cultura della nostra città.